Sono discussioni avvenute prima o dopo i combattimenti, non necessariamente durante i combattimenti. La prima cosa che succedeva sono che si buttavano le carte del cadastro e poi nel caso del Kosovo questa cosa è diventata anche una delle grandi pressioni che faremo. Le case in Turchia, figlio di Jugoslavia, non sono nemmeno i suoi genitori hanno più. Però nel senso che delle elezioni la realtà e l'atmosfera. Io dovrei anche andare avrebbe avuto delle carte da giocare, avrebbe potuto imporre, invece di entrare in questa logica poi appunto, chiamiamola etio-nazionale, di mercanteggiamento continuo di questa questione, imporre. Mi sembra quanto mai puntuale questa sua lettura. Assolutamente corretto. Dove va a finire poi? Su internet?